stata una improvvisazione la nostra che è cominciata nel 1984. Noi arrivavamo dal lavoro dipendente e ci è venuta quest'idea visto che era in ballo questo ambiente, perché non proviamo a fare i baristi, ma così, ovviamente senza nessuna esperienza. E ci siamo dedicati cuore e anima a fare questo lavoro e pensiamo di averlo fatto discretamente bene per lungo tempo, perché abbiamo fatto 35 anni il 9 di giugno. Io direi che come personaggi avremmo da scriverne un libro, perché le frazioni sono piene di personaggi da Arduino, abbiamo tanti, Enrico, cioè tutta gente Antonin che purtroppo è passata e ha lasciato il segno così nei nostri bar, nei nostri cuori, perché ce li ricordiamo tutti quanti anche al giorno d'oggi. Beh, salutiamo Franco e Giulietta con un po' di dispiacere, anche perché dopo tanti anni abbiamo instaurato un rapporto più che di cliente, di amicizia, no? Li ringrazio perché fa parte anche della mia gioventù, quindi ci ha portato avanti e gli faccio tanti auguri per la loro pensione, che è un traguardo ben meritato. Veniamo qua sempre con piacere, sia per bere il cappuccino e alla sera per bere l'aperitivo. Dispiace molto questa chiusura, perché appunto ci eravamo tanto affezionati a questo bar. E speriamo che tutto quanto prosegue, potremo arrivare a 95 anni come il vecchietto qua, come Bruno, che ha lottato anche per la chiusura, contro la chiusura della nostra posta. Se vi ricordate, si è fatto legare con la catena alla posta perché non la chiudessero, e siamo riusciti ad ottenere queste cose. Grazie anche a Bruno, speriamo di raggiungere la sua età, sano, sempre e forte come lui. Saluta Bruno anche te. Ciao a tutti, Bruno. Ciao a tutti. Là, dentro là. Ah, là.